Sì, 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 lo so che ti ho abituato bene, oltre alle riprese tremolanti, a vedere i camper degli altri. Esatto, che è una roba ormai tipica dei puntini a Buongiorno. Tu guarda un camper a caso in cui entrare abusivamente a curiosare. Ma buongiorno! È un camper tipico questo! Oh, scusa amore, scusa tata, vieni qua, scusa. Scusa Gioia, scusa. Poreto. Fammi capire, è un 628 EB e ti mi dici cosa, singano, cosa. Gran calma, gran calma. Welcome Special Edition Fiamma 4.5S Ford di Ligorio con fogliolina. Eccolo là, ciao Son, che è il parente dei Challenger, ok? E quindi adesso andiamo a vedere. Questo qua, ti anticipo già, ti rovino le riprese. Ah, il letto, permesso, sposo, vado? Tac, tac. E yeah, guarda che figata! Il letto mi dimentico sempre nautico. Wow, che figata! Il bagno qua e la doccia di qua. Che cacchio figata! Qua ti dà proprio il senso, aspetta che mi allontano che così capisci meglio. Il senso di, aspetta che non spacco il camper, che dopo le buone anche di offendersi che te che spacchi il camper, e ti dà il senso proprio di stanza. Cioè ti dico, in camera non so cosa capisci, ma dal vivo è proprio una stanza, no? È proprio veramente. Eh sì, devi funfattare, chiudi la porta e via, no? Hai capito? Che storiaccia, guarda, blocca, guarda, occhio, fermo, guarda. Uno là col turbovent. Due qua sopra la doccia, singano che riprese a schifo, vabbè ormai ti lo sa, sta buono. Qua, no, beh, questo è il bagno, ok, quindi siamo arrivati a 2, 3, 4, è l'Oblò Edition, no? Il Welcome, e 5 super gigante, sarà mia uno anche qua, no? Buon. Cavolo, 5 Oblò però, eh? Che storiazze, quanto è lungo questo? 6,99 m. Ah beh sì, perché ha il letto in coda, è la gente il pensiero? Cioè io devo dire, ma adesso sentiamo, no, il suo parere, no, le sue cose. Poi questo devo parlare in lingua perché sennò qua... Sì, no, dopo i sottotitoli, che fatica, mamma mia. La discriminante che l'abbiamo preso era per il letto, così che è molto comodo. Anche se porta via tanto spazio, perché vedi che rispetto al tuo, come ti dicevo prima, il tuo è molto più arioso. Vabbè, però... Non è che non ci sta. Il reparto letto è una stanza vera e propria. Ma quello che a noi interessava tanto, visto che andiamo fuori all'estero, il discorso del riscaldamento a gasolio. Adesso tutti ce l'hanno, anche l'amico di... I Challenger e i Chasson lavorano tanto con il riscaldamento a gasolio. Sì. Ha dei limiti, però quando vai fuori sei sempre più sereno con le bombole, che non devi sempre cercare le bombole, gli attacchi, eccetera, eccetera. Poi dopo per il resto, come tutti, hai i suoi pro e i suoi contro, tanti piccoli difetti. Ma tipo, è perché proprio uno interessato che vuole sto camper qua, e quindi tu che ce l'hai, no? Allora, abbiamo avuto dei grossi problemi con l'oblò panoramico, ci hanno cambiato già 2 volte. Mi pare di averla già sentita, Italia forse l'aveva detto triplo, non so se... C'è stata una partita di questi oblò difettosi, sembra che abbiano trovato la quadratura del cerchio o la quadratura dell'oblò. Adesso l'abbiamo già 6 mesi, non ci ha mai dato più problemi, non c'è mai entrata acqua, ma non si chiudeva perfettamente. D'inverno, quando stavi seduto lì, e proprio sentivi il freddo che entrava dentro, rimaneva dentro quasi un dito d'aria. Boia, e simpatici signori del Son, no? Ste robe, dai! Guarda, considerando che poi fanno centinaia di migliaia di pezzi di questi qua, Se che gli danno a ditte esterne, immagino, l'oblò. I difetti, non lo so. E dopo per il resto no, sì, anche una cosa, le maniglie, queste maniglie qua erano molto delicate, hanno questo sistema di sblocco perché non mette? che si rompeva. Quindi vabbè, insomma, però sono piccoli dettagli, un po' come nelle auto quando fanno i richiami per certe cose, insomma, dai. No, guarda, veramente ti dico, siamo stati, abbiamo già 3 anni questo qua.
Chilometri non ne abbiamo fatti ancora tantissimi, 25.000 chilometri, insomma neanche tanto beh, pochi, però Però più che altro perché, aspetta che te mi scampi sempre l'inquadratura, te si arrivi i bisati che da noi sono le anguille. No, per uno che è interessato a prendere un camper come il tuo, raccontaci proprio della disposizione, cioè i pro, i contro, perché ti piace questo. Noi amiamo la disposizione con un letto pronto, magari anche tipo scomodo, tipo in una veranda, eccetera, eccetera. Quando abbiamo visto questo qua ci è piaciuto subito, perché questo qua secondo me è comodissimo. Uno si alza da una parte, uno si alza dall'altra, non sei costretto a scavalcare. È più anche l'altezza però, guarda che roba. Poi questo qui è bello perché poi dopo al limite, se devi portare delle biciclette nel gavone, lo puoi alzare fino all'altezza del comodino. Quindi dentro metti veramente le biciclette senza nessun problema. Adesso lo teniamo per comodità basso, anche perché non ho la bici dentro, e c'è tanto spazio, anche perché non sia robe strane. no. E che storia, che vedi, entri dal garage, che bello, alzi il letto, vai nel garage, che figo. Una volta ci siamo chiusi fuori, per fortuna aveva le cose aperte, e sono esatto. entrato per di qua. Sì, anche d'inverno, senza andare a prendere delle cose in gavone, esci di là, prendi un attimo. Ma sì, ma che più semplicemente se uno si stanca di usare sempre la porta, anche sta roba qua, no? Sì. No, ma è comodo, dai, diciamo che e spazio qui non manca. Accidenti. Altre cose che... Però se uno sceglie questo, ha tanto spazio, ok, per il letto, però rimpiangi qualcosa, tipo della cucina. È un C'è proprio un compromesso. parere personale, proprio personale tuo. È un compromesso. Visto che siamo in due, diciamo che la parte di giorno è quella che abbiamo preferito sacrificare. Per due persone è più che abbondante. Qua, okay? qua. Poi dopo, ovvio, girando i sedili possiamo stare anche in 4-5, non ci sono problemi. Sì, ovvio che siamo un po'... però per due persone è più che abbondante, dai, diciamo così. Sì. È anche ben finestrato, se che a Singa non piacciono i camper molto finestrati, ben guarda, finestrato. molto luminoso, a parte i 50.000 milioni di oblò, ma guarda, una finestra qua, una qua nella cucina, e dopo là quelle grandi là laterali, vedi, nella camera da letto, una di qua, ma anche una di là. Questa qua è enormissima. E luci Natale che è smentegata a Nadal. Quelle ormai sono diventate... La cos'è, in verticale questa? Ma che strana, mai vista? Ma se la vedi da fuori è enormissima. Difatti cerchiamo sempre di mettere il panorama figo da questa parte qua, perché la mattina ci svegliamo proprio con il panorama. Che figata! Bello. No, beh, la stanza, ragazzi, io non so qual è la differenza tra questa e una casa. L'unica cosa, magari secondo me, magari in due ogni tanto ti possono uscire i piedi da qua. In realtà cerchi sempre di dormire con i piedi verso il centro, no? Verso il centro. D'estate mi è comodo, a me piace stare con i piedi freschi, quindi li butto subito fuori. Sì. Che se sono piccolo. Il contro magari sei cani, che i cani appunto ti saltano sopra, magari uno non vuole che... quello d'inverno fa comodo perché fa caldo, però d'estate ma loro non saltano, perché a parte i piccolini. No, poi dopo la doccia comunque è comoda, sì, doccia è separata, ragazzo. 7 metri giusti o 7 metri rotti? 6,99. 6,99. Un po' meno del discorso lì è l'autostrada, esatto, che non puoi andare oltre i 7 metri. Che storiazze. Quindi Fabio non può andare in autostrada? No. Fabio! Lui non può andare in terza corsia. Fabio non ti può andare in terza corsia, sta buono. Passare a 140. Fabio, guarda che mi ho visto che ti ha fatta, Fabio, nostre robe. Dai, vieni fuori subito gli altri. Dai. Ciao. Fabio. Dai, sì, dai. Appunto, stivaggio, esatto. Perché capisco sì che, a parte che non si recensioni, se robe così fra amici che i Varda, i Ciacque, però insomma forse vale più queste recensioni vissute, visto che non avremo da vendere niente. Sì, però bisogna anche far vedere robe, no? Dirla a doccia, a letto e via, ciao, arrivederci. Quindi insomma vedi, ha anche la sua bella stivabilità, ok? Quindi tipo come stivabilità in cucina abbiamo questi ripiani e questi cassetti qua. Cassetti anche belli profondi, perché, ecco, vedi? Che te metti tutte e torobette. Qui la pattumiera che adesso è vuota, ma qua sotto abbiamo ancora un'altra dispensa. Pasta qua. E di là cos'è il cassettino? Là a sinistra?
Questo cassettino posate, Ah, ok, per così. Che forte. tagliere campellizzato, e dopo ancora un cassetto che mettiamo il E quello canovacci. grande? E questo era per... Ah, ok, sembrava, infatti ho detto quello non ha la maniglia. E questo grande va la roba che ti sta, insomma. Quindi dei bei cassettoni per la cucina. Sì, In più aggiungiamo questo qua sopra alla caffè, cucina. spezie, biscottini e quant'altro. Poi lì Un altro abbiamo, qua che scende col letto basculante. qui abbiamo piatti, bicchieri e tutto quello che può servire. È abbastanza dritto, vedi, perché sai che certi fanno così, no? Quindi ti sta poca roba. Questo è proprio dritto, cioè leggermente bombato, ma dritto, ok? Sì, Quindi molto, molto spazioso. esatto. Qui dentro abbiamo l'attrezzatura da diario di bordo. Questo è vicino, diciamo, come si dice, alla porta di uscita. Esatto. Poi immagino, conoscendo un po' i Challenger e i Chausson, che qua sotto c'è spazio per roba. Qui sotto c'è, ma qui c'è la cassaforte, non posso No, fare... no, 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 vabbè, non No, aprire, no, comunque c'è sì, roba, sì. si può mettere Giochi roba. erotici. Sì, sì. Ah, no, no, sì, ma aspetta che ti faccio... No, non aprire, ma nel senso, No, qua dentro sì. uno vuole, può Sì. metterci roba, no? C'è una piccola cassettiera. Eccola, vedi, sotto panca. E mentre sotto quella lì dove vi sedete c'è l'acqua, giusto? C'è il serbatoio. Il serbatoio dell'acqua. Serbatoio. E c'è spazio per qualcos'altro oppure No. niente? E Lo copre l'unica cosa tutto? ci ho aggiunto il, come si chiama, il vaso d'espansione. Ok. Però non Ah, puoi è metterci proprio- altro, no, è diciamo. proprio- è Tipo proprio un paio giusto. di stivali. No, no, no. Ok, ok. Poi dopo, come ovviamente tutti questi tavoli qua, Sì, quelli Transformers, che sposti, giri, anche perché lì rigiri. comunque girando i tavoli, quindi prendi spazio ancora più in là, Esatto. viene fuori un bel soggiornino. Diciamo è un camper secondo me tranquillo per 4 persone, perché hai il letto matrimoniale dietro che abbiamo visto prima, no? Qua sopra hai il basculante che è una piazza e mezzo e il posti da sedere ne hai uno qua, vedi? Esatto. Qua. Sì. Qua. No? Là altre 2 persone, 3 no è Una- troppo, 3, no, 1, una, 2. due, tre lì. Ah, è vero, perché quello viene C'hai in qua, l'angolo. esatto, quindi siamo arrivati a 4, 5 e 6, 6 persone, quindi dove ci stanno 6 ci stanno incomodi in 4, hai capito? Diciamo che una serata assieme qua si fa. Ovvio, Bene, se poi bene, dopo bene. devi andare avanti e indietro, beh, insomma. Poi, aspetta, Singano, non hai finito il discorso stivabilità? Sì, lo so, lo so. Allora, là per mettere tipo delle spezie o qualcosa a vista che se Qua vuoi è puoi mettere, no, no? qui è comodo per chi dormi qui sopra. Ah, sì, poggio oggetti, Poggia oggetti. è vero? Poggia oggetti. È vero, è vero. E poi in camera torniamo a vedere, allora, oltre a tutto lo spazio che hai visto sotto al letto, e tra parentesi, sto camper al garage, hai questi 2 armadi grandi qui, ma che roba? Cassetti. I E altri due, lì hai per appendere le giacche. esattamente, più i 2 centrali lì. Che lì addirittura qui li teniamo quasi mezzi vuoti perché li utilizziamo. Per mangiare, giustamente. No, quando Se facciamo viene i fame, viaggi- ta pasta asciutta cruda da mangiare di sera. quando facciamo i giri lunghi li riempiamo di roba di ricambio, no? Sì, sì, Però sì. adesso teniamo tipo dispensa, no, di qua, non di là. Lì è comodo perché quello lì è lungo e quindi lì hai l'appendino, puoi metterci le giacche. Sì. E... E questi qua, quello lì a bordo, non tengono roba. No, 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 no. E perché la saracinesca? Perché nella posizione più bassa vedi che sei a filo del comodino, mentre questo qui, che ha il gavone, l'ingresso grande da questa parte, quando lo alzi Ah, ok. andrebbe a filo, però quando lo abbassi qui avresti il buco. Sì, serve per coprire Serve l'entrata per del coprire, garage quando il letto è basso. I modelli nuovi hanno fatto una parettina in legno che in teoria va con le calamite a chiudersi. Se vuoi potresti tenerla sempre aperta in maniera che non so se devi prendere qualcosa, ma secondo me è più simpatico con la, sì. Sì. la sarandina, insomma. Dai. In più Italia, anche dentro in bagno là, vedi, è Vabbè. l'armadio anche in Sti bagno tetti. insomma, quindi te ha capito Italia, Più aspetta, qua. guarda un altro, perché io so, vedi, i Challenger sono fatti tutti con molta fantasia, molta ingegnosità, e quelli che piacciono a me, non ti Spazi, ricordi, sì. penso, Tutti i portapicci, i famosi portapicci che singano magari su quei picci, e qua i Challenger sono pieni di Poi, portapicci. Una cosa però, Eh. prese quelle cose lì le ho aggiunte tutte Beh, io. sì. Le ho aggiunte tutte io. Ma di serie non avevano già qualcosa? I Challenger mi pare di USB, no? Ne avevano tantissime, però non nella zona letto. Ah, ok. Quindi quelle lì le ho messe io, le abbiamo Tac. aggiunte noi. E te? Loro avevano tante prese dove? Non so. Nella zona giorno. Ah. Per dire, qua, presa 12 volt, Puccio. presa Oh, 220 su, volt, quel bidone. presa 12 volt con l'attacco per l'antenna, Ah. presa 220 volt, presa
USB qua sopra. Ah, sì, imposti un fia particolari, diciamo. Ne hanno messe tante, però diciamo non dove mi servivano a me, perché di sera metti sì. a caricare il tablet o Sì, quello sì. che E poi là sopra, vedi Italia, e anche là ti puoi là mettere sopra delle è robe, una- vedi. è un mensolone. Sì, è una bella casetta Italia. Considerando le dimensioni di 7 metri è abbastanza vivibile, dai. Poi camper come il tuo che sono 20 cm più piccoli, però vedi quanto più spazio hanno, no? Secondo me i camper Perché non ho letto. ma anche perché secondo me i camper di una volta avevano No, no. sì. Secondo me i camper nuovi sono tutti molto più non lo so. No, beh, dipende, tipo quello di Tripolo ti dà un senso di... Io lo chiamo quello di Tripolo, quindi credo Ma che perché la... hanno il Bascula, esatto, non hanno il letto. Non avendo il letto, hai capito? guadagni un sacco di spazio. Poi dopo hai sempre la solita diatriba, sì, ma se uno si ha Poi hanno recuperato perché hanno messo il Ford io lo vedo lunghissimo come cabina, no? ma in realtà ci sono 5 cm in Ah più sì? rispetto Però a vederlo ad occhio, c'ha il musone. porco cane, Ah, dici il cazzo musone. cos'è, metà Ah, il camper musone. di cabina? Ma in realtà lo stesso modello, se lo fanno col Ford che lo fanno col Fiat, la differenza sono pochi centimetri. Pensa a te. Sì, 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 è proprio sembra- l'effetto ottico proprio che ti Sembra dà. tanto più grande, ma in realtà è... Capito cioè, Italia? vabbè, spero che vi sia piaciuto. Comunque Chasson lo consiglio. Sì, Tutti i problemi comunque li hanno presi in carico, ce li hanno sostituiti. Questo qua ce l'hanno sostituito 2 volte. Sì, si sta prendendo avanti perché ha detto metti low window, non dirò mica che hai problemi qua. Ho detto no, No, allora l'avrei anche potuto vendere perché non è mai entrato dentro acqua. Magari metti uno e lo comprava solo per la vacanza estiva, non gli fregava niente d'inverno che entrasse dentro il freddo. Però visto che era da sistemare, l'abbiamo sistemato. sì, no, intendo, se un giorno devi venderlo, hai capito Vabbè. che già il video è esplicativo, ho detto aspetta che non ci parlo troppo male. No, guarda, questo qua, lo cambierei solamente, difatti mia moglie è innamorata dello uguale identico, però lo fanno senza la dinetta AL, lo fanno con la dinetta face to face. Ah, e sì. sembra Quello di no, Tripolo? senza questa roba qua in mezzo, avendo solo i due... Tripolo te fizzerecce. però, Sì. guarda, La dinette face to face è prendi fantastica. tanto più spazio perché non hai questo pezzo qui in mezzo, no? Sì. Poi con sti tavolini qua che si inventano, che si spostano, si chiudono, si cosano e diventa tipo un piccolo Allora, secondo salottino. me questo tavolo qua è anche troppo grande. Potremmo No, farlo più piccolo. O ma quantomeno no. su... Ecco, Italia, il primo della storia che dice che il tavolino ci va più piccolo. No, perché? Secondo me è un po' più piccolo. Ma no! Dici? Ma sì, come fai se no a mangiare in due? È giusto? Sì. Cioè, tipo il mio è parecchio più profondo, più largo. E è giusto per Hai anche una me. dinette più grande però, no? Sì, anche troppo quello forse. Mi hanno fatto il culo tanto profondo, quindi è un po' inutile la mia dinetta, hai capito? Cioè, hanno fatto la seduta molto profonda, che se devi lavorare è scomoda, Sì. e quindi può sembrare un pro, in realtà non è un pro. A meno che uno non sia alto 2 metri, ma io che sono tappo e ho le gambine corte, ti ha capito. In TV ci vuole più alto. Esatto, vedi in altro. Ogni volta prendo sempre parole. Ti ricordi Mario quando si era incazzato al raduno? Ma te mi parevi più alto? In TV 2 sembravi giorni. Sì, 2 giorni. Vero Mario? Mario non si fa così. Dai, Mario, sta buono, dai. Vabbè, altre cose da dirti? No. Ah sì, è illuminato da paura. Questo Esatto, sì, è vero. È illuminato da paura anche di notte, ha un sacco di punti. Perché adesso si è barricato con tutti gli oscuranti, no? Perché... No, vabbè, ma è giusto. Però, no. Luci di Ah, qua. belle, guarda Italia, guarda che ciccheria Italia. Guarda che ciccheria, no che cicchetteria, che ciccheria. Luci qua. Bello il letto elettrico, volendo è anche manuale. Luci di qua. Guarda. Luci di qua. Dove? Luci... No, che figo. Vedi come, guarda cosa si inventano. Guarda anche qua. È tanto Luci bello. azzurre. Vedi, sono quelle cose dei Challenger e dei Chasson che ti incantano. Dai, è bello. Un'illuminazione in diretta, veramente di sera, veramente... Sì, io li adoro sti camper, qua, li adoro. Nel primo che avevamo abbiamo riempito di luci a LED dappertutto qua, sinceramente non so dove mettere. Non serve.
senza tutto. A parte le lucine natalizie che È prima o vero. poi dovremmo tirarle via, ma No, ormai aspetta. aspetta ancora 5 mesi e siamo pronti. Esatto. Ordine, guarda cosa dietro lì. Beh, lì tutto in ordine su un parolone. Zampirone, tutta la bici buttata lì. I zampironi sono per venirvi a trovare. E guarda la rifinitura della porta anche, vedi? Il garage, come ha detto il gentile tu, varia, ossia sai che se devi montare una mountain bike devi alzare il letto, te capì? Ma è a manovella quel letto, sì, non è elettrico. Vai dentro dal letto e con la manovella lo sollevi e praticamente questo qua Sale. arriva fino a questa altezza Ah. qua. E così ti sta la mountain bike tranquillamente, a meno che vedi come lui non hai la bici, giusto per guardare i cassi e che altri, non hai la bici pieghevole. Porto sempre dietro quella lì pieghevole E via. che è comoda. Se andiamo da qualche parte che porto dietro la mountain bike. Sì, bello, bello veramente. Quello sai, È già quello- di serie la sì, telecamera, la telecamera di serie. bella anche. Quello che è Tanto bello bello. di loro, del gruppo Trigano, sai cosa? Che li forniscono già con gli attacchi per il portabici. Ah sì, Gli attacchi per il portabici te li danno direttamente loro, perché loro così li mettono sempre nei punti più forti della parete. sì, e per non invalidare la garanzia delle infiltrazioni. Bravo, bravo, bravo. E anche i sensori di parcheggio, ce li ha o è la predisposizione? No, è di serie. Ce li ha? Telecamera posteriori e sensori posteriori. È un bel gioiellino Italia, eh? Sì. No, Guarda, sì. aspetta, scusa, go su qui i cani. Scusa, Tato, ti sto pestando tutti i cani, Lì poretti. No, lui no, infatti lui ha detto non mi freghi più, mi metto là.